30° turno del campionato di eccellenza siciliana, epilogo della regular season. È una sfida all'ultimo sangue al Mario Lo Turco di Letojanni tra Ionica e Città di Scordia, dopo l'ultima sconfitta di misura dei Santa Teresina al Falcone Borsellino contro il Paternò. Sono costretti a restare agganciati ai playout per mantenere la categoria. A fare visita però un Città di Scordia in buona forma dopo l'ultima vittoria all'Aldo Binanti per 3-0 contro il Milazzo. Fischietto affidato al signor Tonino Fiore di Paola, suoi assistenti Francesco Diventi di Enna e Giuseppe Sirna 10 Reale. Osservato anche a Letojanni un minuto di silenzio per onorare le vittime del terremoto dell'Aquila. Dopodiché potremo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre al secondo di gioco con la percussione di Savoca dal binario destro che va a pescare l'inserimento profondo di Gardia, che per poco non c'entra l'incrocio dei pali dopo appena 120 secondi al 19esimo. Incursione di Gazzè sul binario mancino che corre veloce, sprinta Gazzè, entra in area di rigore atterrato da Messina, indica il dischetto il direttore di gara Fiore all'occasione al 19esimo la Ionica di portarsi avanti. Sul punto di battuta lo specialista e numero 10 Ciccio Gardia spiazza Pandolfo e regala il vantaggio ai Santa Teresini. Si scrolla di dosso un po' di paura la formazione della Ionica, solo una sconfitta infatti garantirebbe la retrocessione alla formazione di mister Moschella. Occhio però, perché dall'altro lato entra in partita lo Scordia con Sandro Baglione che prova a pescare nel cuore dell'area di rigore dal binario destro Grazioso. La sua torsione di testa trova la pronta reazione di Garzia. Sandro Baglione allora si carica la squadra sulle spalle, gli restituisce il favore Grazioso sui sviluppi di un corner. La palla infatti ballonzola in area di rigore, cerca l'Eurogol della domenica. Baglione con questa rovesciata volante troppo flebile in bocca a Garzia. Minuto 29 ancora il Frusinate sul punto di battuta di un piazzato, va col mancino ma trova i guantoni ancora una volta dell'estremo difensore Santa Teresino. Ennesimo corner però dello Scordia che alla mezz'ora fa 1-1 con Caruso. Terza rete in 2 settimane da calcio d'angolo, seconda in 2 uscite per il numero 9 Blaugrana che riequilibra il risultato al Mario Lo Turco di Letojanni. Comincia a salire la tensione sulle tribune dell'impianto di Letojanni. Al 33esimo si farà anche male Max Erasimenko, prontamente soccorso. Al suo posto entra Lorio. Al secondo minuto di recupero ora ci prova Gazzè, migliore in campo dei suoi, da solo l'illusione della rete si spegne infatti sull'esterno il suo tentativo mancino. Squadre così guadagneranno gli spogliatoi sul parziale di 1-1 all'iniziale vantaggio di Gardia dagli 11 metri. Ha risposto alla mezz'ora Caruso per lo Scordia. Torniamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, ancora con lo Scordia che si affida a questi calci di punizione. Questa volta va col destro Baglione sulla barriera e anche sulla trasversale della porta difesa da Garzia. Dall'altro lato al 70esimo potrebbe reclamare un calcio di rigore la Ionica, ma si sa, questa non è un'annata in cui ha un grosso feeling con gli arbitri. Occhio allora dall'altro lato alla percussione dal binario mancino che libera Baglione al tiro. Questa volta è strozzato il mancino del calciatore Frusinate che si ripresenta sul punto di battuta di un piazzato al 75esimo. Predilige la soluzione di potenza, questa volta riesce a toccare il pallone quanto basta per mandarlo in corner Garzia. Al 91esimo abbandona il campo Gazzè, migliore in campo dei suoi, si rivede sul rettangolo di gioco Filippo Marchiafava. Termina così al Mario Lo Turco di Letojanni, si dividono la posta Ionica e Città di Scordia, costretta a passare dall'inferno dei playout la formazione di mister Moschella che farà visita al Bonaiuto Somma e Mascaio Lucia al Catania San Pio X. Festeggia la propria salvezza diretta invece lo Scordia grazie alla notizia e la sconfitta del Catania San Pio all'Orazio Reidi di Biancavilla.